io, invece di stare di roca assettata a leggere il giornale, non puoi venire da banna a aiutarmi a fare qualche servizio? Ma dico io, ma perché non devo andare ben sapere invece di stare qua con mia? Leviti! Ah certo, se non fosse per mia, i folini da ruassano non da testa. E siccome ci sei tu che levi i folini, vattene! E è meglio che mi nuoi, se no mi venisse l'imbuto di scocchiare di noi. Avanti, ciao, non ti perdere, forza. Turi, motta sogno, mi sa ne ha un bagno, mi si sgridava un flessibile. Chi è che ti sghiddavo? Un flessibile sgridavo. Ah, meno male, a me non passo che ti avevo sghiddato che cosa andò ci rivedo. Ma certo che si sembra solo tu gentilimenni. Avanti, vieni a da banna e cerca di abissare sto flessibile. Che fare? Vieni a da banna e cerca di abissare sto bagno perché è tutto allaiato. E che faccio l'idraulico? Certo, tu che fai l'idraulico? Tu da stare dopo sempre caso, sempre disonesto. Sì. Avanti, va bene, vedi che fare, ciao. Vediamo che posso fare io. Duri. Ma non ci avevo toccato, ecco ci buttavo. Ma c'è più per miracoli di Dio, sogno, un sogno motta. Si motta o non si motta? No, non mosso per miracolo di Dio. No, è un miracolo che sei viva. Mentre stava spolverando l'ammuaro non mi cascanando in godo. Che è successo? Mentre stava abissando l'ammuari, mi sgridavo da l'anda, d'ingodo mi cascavo. E che vuoi mia? E vieni da banna e mettici due chiove a bessa. Che hai a fare io? Vieni da banna e mettici due chiove all'ammuari. E che ti pare che faceva? O falegname? Certo, tu non fai l'idraulico, non fai o falegname, sei solo disonesto. Avanti, vuoi dire da banna e bessetillo? Meglio che ci vai io, vediamo che posso fare. Ma c'è duri. Mentre stirava, un ferro si cingucchiano in fila e mi fece cortocircuito. Tu non è che sei una moglie, tu sei una cappata. Chi è che vuoi? E si ingucchiano in fila andò, ferro. I filati mi fanno cucchiare a mia se non te levo a mezze pere. E non da banna e abbessolo, se no non posso stirare. Che hai a fare io? Vieni da banna e abbesso, o ferro, se no non posso stirare. E che ti pare che faceva l'elettricista? Certo, tu non sei buono a fare niente, non sa fare l'elettricista, non sa fare l'idraulico, non sa fare falegnami e non sa fare manco zighi-zaghi. Ma perché non ti scancella la faccia a terra? Amen, avanti per una chiere. Finalmente che un nastro con corondò zucchero. Certo, hai tutto cosa abissata, a casa è tutta funzionante. Hai visto che quando vuoi sai fare, perciò leviti da mezze pere e non ci rompere la testa. Ah, non pare che bissa io. E perché qui bessavo? Ah, dopo chiamai a Pottonaro, signor Salvatore. Sai che quando chiamo io a Bola? Ci sei signor Salvatore, hai tutte cose spacciate, ci hai esposto tutti i problemi, a tire palla, ma abissavo tutte cose. Ora tutto funziona. Lo sapeva io. Ah, vedremo quando che mi faceste gustare, vedremo. A che quale vedremo visto gustare il pagliolo? Lo sai che io ho un certo fascino e quando mi telia con quegli occhi gli squagliano del pane cavolo, no? E allora io ci ho detto, senta signor Salvatore, io l'obbligo me lo devo togliere. Allora Idro, tutto gentile, tutto che era tutto usurato, mi disse, signora, se proprio si deve togliere l'obbligo, mi fa una bella torta oppure facciamo l'amore. Ma che ne senti le mie orecchie, una bella totta oppure facciamo l'amore? Ma che coraggio! Naturalmente ci faceste una bella totta! Ah, perché io che sogno pasticcera.